sì, è proprio questa la vera peculiarità. Innanzitutto questa mostra che è la fine di un ciclo di mostre che il Comune di Treviso insieme alla Galleria Criscontini ha previsto, e quindi questa terza mostra chiude questo ciclo estremamente interessante, perché ci sono state delle mostre di grandissimo livello e va in un certo senso proprio a porsi anche cronologicamente nel periodo natalizio, quindi è un po' diventata una tradizione in città questa, tutti aspettano un po' questa mostra. Ma venendo nel particolare della mostra di Sari, è bellissima e soprattutto ha questo simbolico uso del mosaico che appunto dal micro, cioè da queste piccolissime tessere, si costruisce il macro, cioè l'immagine, ed è un po' molto veneziana, in quanto lui l'artista è veneziano, ma anche ha lavorato molto presso la Orsoni, che è questo il maestro delle tessere, del mosaico, del vetro, e diciamo proprio riprende anche quelle tematiche storico bizantine, insomma, perché ben sappiamo che i mosaici sono nati insomma, nell'epoca di Bizantina, ne esempio la Basilica di San Marco, e quindi qui nel piccolo abbiamo l'utilizzo di queste tessere per queste straordinarie immagini.